cucina. Oggi andiamo a realizzare un piatto davvero unico. Faremo il bianco mangiare rivisitato in una versione ottima, moderna, più leggera, non usando il latte. Bianco mangiare perché? Perché è uno dei piatti più tipici siciliani, proprio ricordando l'isola dove io ho vissuto per molti anni e che mi porto sempre nei ricordi dei sapori e delle esperienze gastronomiche. Andiamo a fare il piatto. Abbiamo gli ingredienti, andiamo a fare questo bianco mangiare con il kefir. Facciamo questa variazione sia per migliorare la freschezza ma anche per avere un componente senza lattosio. Abbiamo qui poi del miele che abbiamo sciolto in 2 cucchiai di acqua calda e adesso è freddo. Questo miele è un miele di fiori d'arancio ed è ottimo, porterà anche una nota aromatica in più a questo bianco mangiare. Mettiamo anche la buccia del limone. Qui abbiamo 80 grammi di farina di riso e alla fine andiamo ad aggiungere la cannella. Un dolce molto semplice ma anche tipico e che richiama i sapori non solo siciliani, perché ho scoperto che questo dolce viene realizzato anche in gran parte dell'Italia. Allora, prima il latte, poi mettiamo tutta la farina di riso, anche questo è un ottimo ingrediente. La farina di riso ci permetterà di fare un'ottima ricetta. Ok, vedete, iniziamo a unire il tutto. Dobbiamo mescolare bene, questo è sicuro. Adesso aggiungiamo la parte dello zucchero che appunto abbiamo deciso di utilizzare un miele ai fiori d'arancio. Mettiamo tutto il kefir, poi andiamo sul tipico, mettiamo la buccia di limone, in questo caso ci basterà, vedete, questa, la mettiamo all'interno della nostra frusta. Bene, così stiamo per mescolare. Ci siamo quasi, sicuramente il limone ha fatto il suo lavoro, cioè quello di dare una nota aromatica, così lo togliamo. Anche mettiamo quello che per noi è la vaniglia, perché non abbiamo messo la vaniglia, mettiamo la cannella. Facciamo in modo che la cannella possa rimanere nella parte di sotto una volta che poi è pronto, come adesso vedete. Dobbiamo mescolare bene e vedete la composizione perfetta. Così abbiamo questi formini qui e andiamo a riempirle. Una volta fatto c'è il classico, si dà questi colpettini e qui ci ricorda un po' tutte le ricette, si può fare dal risotto per arrivare fino a questo bianco mangiare. Il nostro bianco mangiare è freddo, andiamo a fare il piatto, decoriamo con dell'ottimo pistacchio, mettiamo anche bucce d'arance siciliane, abbiamo una crema al pistacchio che ci servirà per fare una base e poi abbiamo qui anche della frutta. Iniziamo mettendo questa crema al pistacchio di Bronte come base nel nostro piatto, quindi andiamo con questo cucchiaio e facciamo questo tocco in modo che possiamo poi andare a sistemare nel piatto questo nostro bianco mangiare, ovviamente mettendo il pistacchio. Al momento solo questo va bene e adesso è il momento della verità per il nostro bianco mangiare. Allora, intanto l'abbiamo fatto raffreddare per bene, vedete, da solo quasi quasi esce, non c'è bisogno, ma per sicurezza facciamo un colpo col coltello. Adesso spingiamo un po' e ci siamo, perfetto. Questo è il nostro bianco mangiare che adesso andiamo a completare con dell'ottima granella di pistacchio. La mettiamo in questa parte del piatto, vedete, così ne darà anche una croccantezza in più. Ne aggiungiamo un po' sopra e a questo punto il piatto è pronto. Grazie di aver visto questo video, ancora arrivano tantissime altre ricette, mi raccomando iscriviti, aziona la campana. Alla prossima, ciao!